Amici sportivi, buonasera, ben trovati dal Pala Badiali di Falconara. È la sera di Ocasa Falconara contro Bitonto. È l'8 marzo, è domenica 8 marzo, è la festa delle donne. Quale miglior modo di festeggiarla a dovere con una super partita che fra poco andremo ad assistere e raccontare, e con, siamo qui per questo, i sorteggi delle Coppe Italia che si terranno nella regione Lazio. 4 Coppe Italia, uno spettacolo straordinario, 4 categorie in ballo con 2 Final 8 e 2 Final 4. Fra poco vi presentiamo tutto con l'estrazione dei sorteggi di Under 19, Serie C, Serie B e ovviamente durante l'intervallo della partita di questa sera per quanto riguarda la Final 8 di Coppa Italia di Serie A femminile. Prima di tutto ciò però ho il piacere di avere al mio fianco Umberto Ferrini, il consigliere della divisione calcio a 5 con delega al movimento femminile, con Umberto che ovviamente ci vuole presentare come si deve questa grande kermesse che si terrà dal 9 al 12 aprile nella regione Lazio. Buonasera a tutti, prima cosa ci tengo a portare i saluti di tutto il consiglio direttivo della divisione calcio a 5 e i complimenti veramente a tutte le società che si sono qualificate per questa grande kermesse, perché io dico sempre che la Coppa Italia è un po' un fiore all'occhiello, no, del nostro movimento, sia maschile o femminile. Quest'anno andremo nel Lazio, nella mia regione, sarà una Coppa itinerante di cui toccherà 4 palazzetti. Abbiamo Guidonia, Ariccia, Anzio e Genzano che sarà, diciamo, la casa finale, no? Del 12, che è qui avremo le 4 finali. Sarà una giornata memorabile e storica come sempre. Ci tengo, ecco, se ne approfitto di questa vostra gentilezza, di invitare tutte le società del Lazio, vicino al Lazio, chiunque voglia venire a riempire questi palazzetti. Il nostro ufficio comunicazione già sta preparando alcune chicche, no? Proprio per accogliere le società che faranno richiesta di venire a vedere questa bellissima manifestazione. Taglio corto perché giustamente dall'altra parte aspettano i sorteggi, sa che c'è grande ansia, c'è ansia, sì, c'è grande attesa. Allora adesso passo la palla, giusto? Passiamo la palla e poi è bellissimo, sentite il sottofondo del palazzetto che è bellissimo. Penso che speriamo di non beccarne una in faccia. Sì, è quello che stavo guardando, ti dico la verità, mentre che parlavo era questo. Signori, in bocca al lupo a tutti, vi aspetto nel Lazio dal 9 al 12, passo la palla a Fabrizio De Felice che spiegherà anche, diciamo, di questi 4 sorteggi alcune cose, delle dinamiche. Prego Fabrizio. Grazie Umberto Ferrini, grazie al consigliere della divisione calcio a 5, ci raggiunge il segretario della divisione calcio a 5, ben ritrovato Fabrizio Di Felice, ci spiegherai fra poco i meccanismi, tutto abbastanza direi molto semplice. In ordine procederemo, lo dico a quanti si sono ovviamente collegati, con la Final Four di Coppa Italia Under 19, poi quella della Coppa Italia per le squadre regionali, quindi di Serie C, e quindi la Serie B che è una Final 8. Poi ci fermeremo, andremo col primo tempo della Serie A e dopo proseguiremo con la Final 8 di Serie A. 24 squadre, una valanga di partite, buon divertimento con le spiegazioni col sorteggio Fabrizio. Grazie, iniziamo allora con l'Under 19, sorteggio molto semplice, unica urna, 4 squadre, Final Four. Andremo a estrarre in sequenza le squadre, cominciando a riempire. La prima squadra sarà in posizione 1 gara 1, la seconda posizione 1 gara 2 e poi andremo a scoprire le avversarie. Quindi iniziamo con il sorteggio dell'Under 19. Presento le squadre, l'Under 19, 4 squadre, vado rapidissimo: Ocasa Falconara, Lazio, Bitonto e Audace Verona. Queste sono le 4 concorrenti in lizza per la Final Four di Coppa Italia Under 19 che inizierà a giocare, abbiamo qua il calendario, venerdì 10 aprile le 2 semifinali in diretta YouTube al Pala Rinaldi di Anzio nel giorno venerdì 10 aprile alle 17 e alle 20. E allora andremo... C'è da aggiungere un piccolo criterio: come sempre le squadre della regione giocheranno la gara serale, quindi in questo caso la seconda gara. Nel caso la Lazio, che in questo caso è qualificata, venisse estratta nella prima gara, saranno ribaltate le 2 semifinali. E certo, perché poi insomma al culmine della serata spesso si può approfittare per invitare tanta gente più possibile. Esattamente, iniziamo con la prima estratta. Audace Verona. E quindi la sistemiamo nella prima semifinale del 10 aprile, casella 1, venerdì 10 aprile ore 17, Audace Verona. Io mi prendo appunti. Perfetto, grazie Matteo. Quindi Osaka Falconara, Ocasa Falconara. E quindi Audace Verona
contro Ocasa Falconara. Questa è la prima semifinale. No, questa Ecco, la questa è prima la verifica che ti chiedevo. l'Audace Verona andrà nella semifinale 1 e l'Ocasa Falconara nella Chiedo semifinale scusa, sto 2. qua anche per imparare. Ma ci Perfetto, mancherebbe. perfetto. Vediamo adesso l'avversaria dell'Audace Verona. E poi vedremo l'ora. Ora mi è tutto Il chiaro anche. Bitonto. Quindi Audace Verona, Bitonto. Audace Verona Bitonto a questo punto è ufficiale per il meccanismo che hai spiegato prima. Ore 17, semifinale numero 1. E quindi Ocasa Falconara contro Lazio Calcio a 5, quindi in questo caso non c'è bisogno di nessuna modifica, Di nessuna del inversione. sorteggio. Molto bene, ricapitolo molto rapido, molto agevole. Ripeto, venerdì 10 aprile, appuntamento con la Final Four di Coppa Italia Under 19 al Pala Rinaldi di Anzio, ore 17, semifinale numero 1, Audace Verona contro Bitonto, ore 20, Ocasa Falconara contro Lazio. E questa è a posto, siamo pronti con questo schieramento che poi troverete ovviamente pubblicato in tutti i canali della divisione calcio 5. Saliamo di età, saliamo con la Final Four di Serie C e quindi altre 4 squadre, nella fattispecie le 4 in lizza che si contendono la coccarda tricolore sono Atletico Città di Taranto, Bologna, FB5 Team Rome e Quartu. Queste sono le 4 qualificate alla Final Four e dunque il meccanismo... Sì, il meccanismo è come quello dell'Under 19, in questo caso la squadra della regione è il Team B5 Roma. C'è da dire che abbiamo il quarto che si è qualificato oggi e quindi rimane sempre secondo ci potrebbe essere qualcosa della giustizia sportiva, ma in questo caso il quarto è la squadra che noi consideriamo, quindi per oggi il sorteggio sarà così. Mentre tu estrai le palle, per fortuna abbiamo dei portieri che ci proteggono dalle conclusioni in porta perché si stanno riscaldando le squadre del posticipo. Prego. Quindi, prima squadra della prima semifinale, salvo quello che abbiamo detto, Perfetto, chiaramente, perfetto. Atletico Città di Taranto. Atletico Città di Taranto. Le semifinali di Serie C sono in programma il giorno dopo, quindi sabato 11 aprile alle ore 15 e alle ore 18 e quindi per adesso la notiamo senza orario aspettando il prossimo sorteggio. Allora, nella seconda semifinale abbiamo il quarto calcio a 5. Perfetto, e quindi queste non si affrontano. Quindi andiamo a vedere l'avversario dell'Atletico Città di Taranto. Perfetto. Ed abbiamo il FB5 Team Roma, quindi in questo caso Eccolo qua il pallone. eccolo Ci qua, viene a lo trovare, aspettavamo, ci ma viene è a il bello trovare. della diretta, come dicono quelli bravi. E quindi la seconda semifinale vedrà il Bologna FC 1909 affrontare il quarto. In questo caso Quartu Bologna giocheranno la prima semifinale, mentre Atletico Città di Taranto e FB5 Team Roma la seconda. Perfetto, ore 15, quarto Bologna, sabato 11 aprile al Pala Rinaldi di Anzio e alle ore 18 stesso impianto, appuntamento con Atletico Città di Taranto contro FB5 Team Roma. Allora, siamo alla Serie B. In Perfetto, questo caso saliamo. una squadra è già stata estratta ed è l'Infinity. Perché questo? Perché con l'accordo di tutte le altre l'Infinity giocherà la prima gara dei quarti di finale, in quanto la sua allenatrice, una sua giocatrice è anche allenatrice dell'Audace Verona, e quindi per evitare il clash fra le due squadre, grazie all'accordo di tutte le altre società, è stato possibile mettere l'Infinity nella prima gara. Adesso c'è un altro criterio in Serie B che dobbiamo stare attenti, Matteo, e ti chiedo l'aiuto insieme a Roberta che ci guarda con attenzione da fuori. Qui in questo caso nei quarti di finale non dovranno incontrarsi squadre dello stesso girone, quindi adesso andremo a vedere il meccanismo che sarà uguale per tutte le gare. L'Infinity è la prima squadra della prima semifinale. Quarto di finale, del primo quarto di finale. L'Infinity è la squadra del girone B, non potrà giocare con lo Scandicci. Perfetto. Nel caso venisse estratto lo Scandicci sarà posizionato nella seconda gara e poi andremo a riempire la prima. E così a scalare. Perfetto. Fino Comunque alla fine. piano piano ricapitoliamo. Ricapitoliamo.
staremo attenti all'ultima gara o alle ultime due gare, perché potrebbero abbiamo chi ci crearsi aiuta qui dietro la dei- telecamera, esattamente, pronti a correggere il tiro. esattamente. Speriamo Quindi, di no. andiamo a vedere l'avversario dell'Infinity. L'avversario dell'Infinity. Il Lady Mondragone, quindi non c'è nessun clash, perché in questo caso il Mondragone è del girone D, quindi abbiamo la prima gara dei quarti di finale. E questa gioca per prima, quindi Per è prima. quella che battezza i quarti di finale, la finalette di Coppa Italia di Serie B. L'appuntamento è venerdì 10 aprile, in questo caso al Palasport di Guidonia, ore 11, quarto Ore di 11. finale 1, diretta YouTube. Ricordiamo che tutte le gare poi andranno per la Sì. finale tutte a Genzano. Poi Quindi- piano piano diciamo tutto. Esattamente. La seconda squadra estratta, E quindi andiamo nel quarto di finale numero 2. 2, è l'Atletico Foligno. L'Atletico Foligno, girone C. Quindi in questo caso dobbiamo evitare il Levante Caprarica. Caprarica, perfetto. Levante Caprarica è perfetto, così abbiamo la possibilità di spiegare il regolamento, per sembra quasi fatto e apposta. visualizzarlo. Quindi il Levante Caprarica andrà in posizione 1 nella gara 3. Del terzo quarto di finale. Ora ti estraiamo l'avversaria dell'Atletico Foligno. Esattamente, Perfetto. che non ci saranno dubbi perché l'abbiamo Non ci già sono eliminato, rischi di incrocio la ora. seconda del girone D. Perfetto. Il team Scaletta. Ora io ricapitolo, primo quarto di finale, ore 11, Infinity contro Lady Mondragone, ore 11, ore 14, Levante Caprarica contro Team Scaletta. Andiamo avanti. No, ho detto Atletico Foligno contro Team Scaletta, pardon, ho scritto male qua nel foglio, faccio confusione. Avversario del Levante Caprarica. pardon, In questo pardon. caso dobbiamo stare attenti a quale due palline rimarranno fuori, per capire che magari le altre due non siano dello stesso girone. Ok, Quindi abbiamo il CUS Cagliari. Il CUS Cagliari è del girone A, quindi rimangono fuori, se non sbaglio, Pero e Scandicci. Scandicci, quindi non c'è problema di clash. Qui ci è andata bene, Qui insomma ci è qualche andata tranello bene. ce l'ha fatta il sorteggio, ma qua ci è andata. Esattamente. Dobbiamo estrarre però la prima Esattamente. nominata. La prima nominata del quarto di finale numero 4 è lo Scandicci E di conseguenza e di avremo conseguenza il Pero. l'avversaria dello Scandicci è il Pero. Ora ricapitolo bene perché prima sono scivolato in quella piccola buccia di banana. Infinity contro Lady Mondragone, prima gara ore 11, quarti di finale, ricordo. Poi seconda gara ore 14, Atletico Foligno contro Team Scaletta. Terza gara ore 17, quarto di finale numero 3 fra Levante Caprarica e CUS Cagliari. La quarta ed ultima gara è Scandicci contro Pero alle ore 20. Quindi Quella più complicata, l'abbiamo fatta. sistemata. Grazie a tutti e Grazie ci a te, vediamo al primo tempo. Grazie a Fabrizio Di Felice, grazie ancora a Umberto Ferrini che ci segue qui di fianco, grazie a voi per essere stati con noi, ma vi ricordo che adesso andiamo un po' in breve pausa, poi ci ritroveremo in diretta su Sky ovviamente per seguire e raccontare tutte le emozioni del posticipo di questa giornata della Serie A Tesis fra Ocasa Falconara e Bitonto, quindi potete cambiare leggermente canale, diciamo così, ma restate sintonizzati con noi, col Palabadiali Falconara, ci troviamo fra poco, grazie. Grazie.
fa un commento insolito, nel senso che è una intervista vetrina, deve essere rapida, quindi essere intensa, dobbiamo scambiare parole senza dilungarci troppo nella chiacchiera normale, un minuto e mezzo di intervista perché dopo devono mandarla registrata. E io ti domando, anche ce l'hai, ancora una volta al Palavadiale, ancora una volta lo Casa Falconara in vetrina, ancora una volta lo Casa Falconara in Rocca per grandi obiettivi questa sera, in base ci sono? Dammi un secondo che trovo il sistema. Questa sera 3 punti in palio importanti e all'intervallo il sorteggio della Coppa Italia in cui lo Casa Falconara ci sarà con 2 squadre, la Serie A e l'Under 19. Ok? Quindi io devo farmi raccogliere. Andy ce l'hai, patrona dello Casa Falconara. Ok. E cosa diciamo? Io dove la dirotto? Sono contento di stare a fianco loro. Ok, non so dove l'operatore che arriverà. Eccolo là. Due, due. Tu l'unico consiglio che ti do è parla scandito e non ti dilungare. Perché sennò te la devono tagliare e viene brutta, per fare più bella figura. Mi dai il via tu?
Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati dal Pala Badiali di Falconara. È la sera di Ocasa Falconara Bitonto, è la sera di questa 19ª giornata della Serie A Tesis, ottava di ritorno e anche la quart'ultima, e quindi ha un peso specifico considerevole nell'economia della classifica, in particolare in conseguenza dei risultati che abbiamo visto in questo pomeriggio. Poi vi spiegheremo tutto. Si affrontano Ocasa Falconara e Bitonto, ma subito una prima specifica: in casa ufficialmente è il Bitonto. C'è stata l'inversione di campo in conseguenza della finale di Supercoppa giocata qua nelle Marche nel dicembre scorso. Una piccola formalità, giusto per chi trova scritto appunto Bitonto Ocasa Falconara. Fra poco andremo con la lettura delle due formazioni. Prima però fatemi fare in questa serata di donne campionesse in campo gli auguri speciali a tutte le donne, quelle del futsal e non solo, perché oggi ovviamente domenica 8 marzo è la festa della donna e noi non possiamo mancare di rivolgere un grande abbraccio, un grande saluto pieno di affetto e di augurio a tutte le donne del mondo. E allora prepariamoci a gustare questa partita che, dicevo, mette in palio punti molto importanti per la classifica. Perché? Perché si affrontano rispettivamente Ocasa Falconara, la quinta in classifica, e Bitonto la terza. Fra esse ci sono 5 punti di differenza, ma l'Ocasa Falconara vuole provare in questo rush finale a recuperare sul podio. Il Bitonto vuole scappare in maniera definitiva con il Tiki-Taka Francavilla, che è in mezzo a quota 35 punti e oggi pomeriggio ha perso sul campo del kick-off 6-2. Ecco che questa partita assume un rilievo molto considerevole per capire chi potrà essere sul podio, chi ci sarà magari in maniera definitiva. Le squadre stanno per entrare in campo, i direttori di gara eccoli qua che entrano inquadrati dalle nostre telecamere a seguire tutte le protagoniste, agli ordini dei signori Marco Moro della sezione di Latina, arbitro numero 1, e poi arbitro numero 2 Pierluigi Minardi della sezione di Cosenza. C'è anche il terzo arbitro ovviamente questa sera, Daniele Conti della sezione di Ancona, e del cronoman Mirko Enrico della sezione di Ancona. Hanno fatto l'ingresso in campo in divisa azzurra le bianco-blu dell'Ocasa Falconara, in divisa bianca e segno ovviamente nero-verdi a richiamare i loro colori sociali le ragazze del Bitonto. I due capitani a centrocampo, Lucy Leia e Isa Pereira, due autentiche fuori classe che si salutano e stanno eseguendo con gli arbitri il sorteggio di rito. Fra poco andremo anche con la lettura delle due formazioni, non prima di avervi fatto ascoltare, fatto arrivare sui vostri schermi l'applauso del pubblico del Pala Badiali di Falconara. Scorrono a centrocampo le protagoniste e noi allora con l'ausilio della grafica ve le andiamo a presentare, partendo dalla formazione del Bitonto, che si presenta in campo con questo starting 5: Ghilardi, maglia numero 3, Mitolo numero 4, numero 6 Nicoletti con il 7 Diana Santos, numero 8 Cenedese. Poi ci sono anche Lucileia con il 10, Brunigna con l'11, 12 Coda, con il numero 13 c'è Francesca Buquicchio, con il 20 Grieco, 21 Di Vincenzo, 23 Torma. In panchina l'allenatore Guarino Cataldo. Risponde l'Ocasa Falconara con questo starting 5. In porta per l'Ocasa Falconara ovviamente c'è Denise Carturan, poi abbiamo insieme a lei Luana Condò con il numero 7 Giorgia Ballardina, numero 16 Isa Pereira capitano e numero 3 Carola Colucci a disposizione. In panchina con il 4 Scoponi, numero 6 Gregori, 8 Ciccalè, 12 Bordacchini, 14 Loff, numero 20 Taina Santos, 27 Gioia Pesaresi. In panchina per l'Ocasa Falconara c'è Giulia Domenichetti. E allora sono strette in cerchio le ragazze dell'Ocasa Falconara mentre c'è la foto ufficiale prepartita per il Bitonto. Approfitto per ricordarvi in questi istanti che qualche minuto fa abbiamo eseguito, effettuato con l'ausilio di Umberto Ferrini, consigliere della divisione calcio 5, e in particolare nella fattispecie per i sorteggi con Fabrizio Di Felice, il segretario della divisione calcio 5, i sorteggi appunto delle Coppe Italia che si terranno nel Lazio ad aprile prossimo, dal 9 al 12 aprile. 3 sorteggi effettuati, manca il quarto e ultimo, quello della Serie A, che andremo ad eseguire a centrocampo o comunque sia a bordo campo, all'interno del rettangolo di gioco o nei paraggi, all'intervallo di questa partita. Quindi un motivo in più per restare sintonizzati con noi anche durante quella che di solito è la pausa lunga del match. Prima abbiamo effettuato i sorteggi delle Coppe Italia di Under 19, Serie C e Serie B. Grande spettacolo del futsal femminile, tutto concentrato in 4 giorni nella regione Lazio, in altrettanti palazzetti: Genzano, Guidonia, Anzio e Ariccia. Il grande futsal che si ritroverà lì.
ma adesso il pallone è a centrocampo, c'è qualche cambiamento come sempre accade, spesso accade nei quintetti preannunciati. Via a Ocasa Falconara Bitonto con lo start affidato a Lucileia, lei ha battuto il calcio di inizio e allora il Bitonto è la prima a provare l'attacco con Isa Pereira che recupera il suo primo pallone in fase difensiva. Questa sera Isa Pereira ovviamente capitano, fascia con la C al braccio sinistro perché, come noto a tutti gli appassionati, Erika Ferrara, il capitano storico dell'Ocasa Falconara, è infortunata, ha subito un intervento di pulizia al ginocchio e quindi non c'è. Attenzione però subito a una potenziale occasione per il Bitonto, il pallone viene calciato fuori verso Cenedese che spara col sinistro ma trova l'opposizione puntuale da parte di Carola Colucci. Primo piano per la numero 8 che ha provato questo tentativo, Carolina Cenedese. Tiro ribattuto e allora altro attacco proposto dal quintetto di Guarino Cataldo con il pallone che entra dentro verso la linea di metà campo, giro palla, prova a pressare con decisione Colucci, porta via il pallone ma se lo trascina anche fuori e quindi nulla di fatto. Sale anche il volume dei decibel sugli spalti del Palabadiali, sempre molto caldo in questa sfida molto sentita fra le due squadre che hanno vinto tutto negli ultimi anni a livello nazionale, fra Coppa Italia e campionato e Supercoppa, le squadre regina in tutte le situazioni. Primo attacco provato dal quintetto di Giulia Domenichetti con Condò che prova il dribbling, infastidita però da Diana Santos, perde il contatto con la sfera, la rimessa laterale è per il Bitonto, ci prova sulla fascia sinistra, cerca un pertugio che non c'è, ottiene un'altra rimessa laterale la squadra del Bitonto. Ripeto, quest'oggi mi viene distinto ovviamente dire ospite perché siamo a Falconara, in realtà formalmente è il contrario, ma vabbè, ci siamo capiti. Attacca il Bitonto, Cenedese prova a restituire il pallone sulla fascia sinistra, colei che aveva effettuato la rimessa laterale, Diana Santos, maglia numero 7, si muove Lucileia verso il dischetto del tiro libero, chiama un movimento ad Alessia Grieco, movimenti per la squadra in maglia bianca, però c'è bisogno dell'intervento dello spazzolone per asciugare il campo che è rimasto bagnato in qualche situazione nei pressi della battuta del fallo laterale. Qualche istante di pausa dopo 1 minuto e 21 secondi, ancora 0-0 ovviamente, mentre un bel primo piano va a inquadrare il falco stampato sulla bandiera dei tifosi dell'Ocasa Falconara, i bandoleros, che sventola alta insieme alla bandiera bianco-blu. Operazione effettuata, pulizia e asciugatura del campo realizzate, si può riprendere a giocare col fischio dei direttori di gara. Palla in banda, Lucileia un po' libera, arriva però in seconda istanza decisa Isa Pereira, porta via il pallone, poi lo perde, attenzione Grieco, palla comoda per Diana Santos, sbaglia un assist davvero agevole in maniera insolita, tra l'altro una giocatrice di grande qualità come Alessia Grieco. 2 contro il portiere, 2 contro Denise Carturan, sbagliata la misura del passaggio e sfuma così un'occasione importante per il Bitonto che non arriva neanche al tiro in porta. Palla fuori, pericolo scampato per l'Ocasa Falconara. Isa Pereira prova ad impostare una nuova trama, una nuova ragnatela di passaggi che coinvolge la francese Condò, si porta il pallone dentro in maniera un po' sporca ma vince il contrasto, lancia in avanti verso Colucci, esce sicura fra i pali la guardiana della porta del Bitonto, però attenzione ancora il Bitonto che attacca questa palla in verticale, chiude in extremis l'Ocasa Falconara con Condò che rimedia all'ultimo a un pallone che si stava facendo pericoloso dalle parti dell'area di rigore difesa da Denise Carturan. Calcio d'angolo per il Bitonto, sul pallone c'è Cenedese. Palla alzata, arriva sulla sfera Diana Santos, non calcia, ricomincia da Lilla Torma, l'imbucata di prima, bene Lucileia, riesce a tenere la sfera in campo e va anche alla conclusione in maniera decisa Diana Santos, ci sono le mani però di Carturan a mandare la sfera in calcio d'angolo. Insiste il Bitonto, è partita sicuramente in maniera più decisa la squadra di mister Cataldo.
Pallone forte in area e si sono perse. Cenedese che fila in fondo al sacco. È 1-0 per il Bitonto dopo 2 minuti e 28 secondi. La numero 8 si è fatta trovare libera a 2 passi dalla linea di porta e per lei è stato facile infilare alle spalle di Denis Carturan, che era appostata sul primo palo. Rivediamo buco nella difesa zona dell'Occasa Falconara e quando passa quel pallone lì sono guai e in questo caso sono gol. Cenedese 1-0 per il Bitonto dopo 2 minuti e 28 secondi. E come vedete sulla grafica 1-0 per il Bitonto come squadra di casa, che adesso deve difendere il gol di vantaggio con l'Occasa Falconara, che ha subito effettuato 2 sostituzioni. Sono entrate in campo con il numero 7 Giorgia Ballardin e con il numero 14 Nancy Lot. È lei che effettua la rimessa laterale. Pallone per Isa Pereira, l'imbucata intercettata da Diana Santos, poi Cenedese, quindi Lot. Un po' di imprecisione nei controlli, nei passaggi in questo primo frangente. Il campo sembra anche abbastanza scivoloso. Scappa Lot sulla fascia, si alza la panchina dell'Occasa per assecondare, per vivere questo attacco pericoloso. Nulla di fatto, siamo già dalla parte opposta. Cenedese, gran controllo, si accentra, prova l'assist, chiude Isa Pereira, transizione, momentaneo 3 contro 2, alza la testa Pereira in banda per Ballardin, troppo lungo e irraggiungibile questo pallone, non può arrivarci la numero 7. Sfera che scivola via fuori e quindi si può riprendere dalle mani di Torma. Possesso Bitonto ora con meno fretta, ovviamente, dopo aver realizzato il gol del vantaggio. Prova a stanare l'Occasa Falconara dalla sua difesa, che però recupera un altro pallone con Isa Pereira che si autolancia, crea superiorità. Pereira per Lot di prima, Colucci non ci arriva, anticipata da un'uscita tempestiva di Torma. Primo piano per lei che esulta come avesse segnato. In effetti stava diventando praticamente un 3 contro il portiere e quindi ha cancellato l'1-1 dell'Occasa Falconara con questa parata. Estremo difensore del Bitonto che mantiene il vantaggio, ma se l'è vista davvero brutta in questa circostanza. Sale il tifo di casa, l'Occasa Falconara, che sta man mano rompendo il ghiaccio dopo però aver subito il gol dello svantaggio. Pereira, Ballardin, palla per Colucci, ci mette il piede Diana. C'è il fischio del direttore di gara, quindi calcio di punizione. Il primo fallo del match è a carico del Bitonto. L'intervento qua su Colucci, il ritardo della numero 7 in maglia bianca, Diana Santos. Punizione per l'Occasa con Giorgia Ballardin sul punto di battuta, che è dotata di un ottimo tiro, quindi può anche pensare di calciare. Vediamo se sarà così. Ce n'è una in barriera in posizione più avanzata, ovvero Capitan Lucileia. E basta, perché non c'è neanche la marcatura scalata, visto che vicino al secondo palo c'è Greta Ghilardi, ma si sta muovendo per tenere la marcatura di Lotte, quindi abbandona quel palo. Allora Ballardin passa il pallone in orizzontale per Colucci, chiude tutto però molto bene Ghilardi, che aveva capito le intenzioni dell'avversario e poi però strappa la sfera. Ballardin ci prova da lontano, l'abbiamo detto, dotata di un gran tiro. Qua prova ad esibire un pezzo importante del suo repertorio. Bella questa inquadratura che ci fa vedere proprio l'esecuzione a pochi passi dal destro di Giorgia Ballardin. Palla fuori, però non deve intervenire Torma. Pallone fuori. Gira il Bitonto con Diana che va sulla sinistra. Ghilardi cerca Lucileia, ancora Isa Pereira, gran dribbling davanti al portiere, l'assist Colucci, rimpallo e alla fine blocca il pallone Torma. Se l'è divorato qua l'Occasa Falconara, sembrava fatta. Siamo dalla parte opposta, Lucileia, controllo e destro, perno 180 gradi sul piede d'appoggio, ma Lucileia ha colpito male. Emozioni da una parte e dall'altra. Colucci l'ha mandata fuori anziché dentro la porta, si è buttata e scivolata. E poi dalla parte opposta Lucileia, abbastanza sola, parecchio sola anzi, ha controllato e ha calciato, ma ha strozzato il suo destro e la palla è terminata fuori, fiammata da una parte e dall'altra, mentre Giulia Domenichetti, panchina d'oro in riferimento alla stagione precedente in cui l'Occasa Falconara ha vinto il tricolore,
osserva con tutta l'attenzione nel suo volto, prova il dribbling Ballardin, si mette in proprio, ancora Ballardin, destro, viene murato da Ghilardi, ripartenza ancora una volta, Lusileia, eccola Ghilardi, non era lei allora la conclusione della numero 3, è arrivata sulla fascia destra, palla fuori, partita che vive di grandi accelerazioni, davvero godibile, trascorsi 5 minuti e un secondo, il Bitonto è avanti 1-0 grazie al gol di Cenedese. Pereira cerca Condò, anticipata, ancora Pereira che lotta come al solito, una delle sue tante skills, e qui urla qualcosa alla sua compagna invitandola ad un'aggressione forte. Diana, palla in banda per Ghilardi, ci può arrivare? No, troppo lungo questo pallone, irraggiungibile. E allora nulla di fatto per quanto riguarda questo attacco, ma Ghilardi, avete visto, dà un segno di intesa alla sua compagna. Buona l'idea, soluzione leggermente troppo profonda. Tocca di nuovo all'Occasa Falconara con Elisa Pereira che non ha paura di buttarsi in mezzo a 3 avversari, poi invita ad assalire Lot, chiude tutto la difesa del Bitonto, pallone però che è uscito fuori sulla chiusura da parte di Brunigna. Entrata in campo da qualche istante la numero 11. Rimessa laterale effettuata, Lot per Condò, ancora ci mette il piede Diana, quindi di nuovo rimessa laterale per l'Occasa Falconara. Respira Isa Pereira, ci sono tanti minuti davanti a lei, l'aspetta una partita come al solito con minutaggio altissimo, se non assoluto, totale. Ballardin, doppi passi, fuori Isa Pereira, è buono il tiro, ci mette le braccia e respinge bene però Torma, primo piano per lei, già un paio di interventi preziosi, uno decisivo. Sale Carturan, prova dalla distanza, colpisce troppo sotto, male, pallone che decolla altissimo sopra la porta del Bitonto. Viaggiamo quindi ancora sul punteggio di 1-0. Vediamo il replay della conclusione di qualche secondo fa. Isa Pereira, Torma non ha potuto bloccare, poi ha accomodato in fallo laterale il Bitonto, che torna di nuovo in possesso. Ovviamente queste due squadre saranno protagoniste anche nella Final 8 di Coppa Italia. Vi ho preannunciato poco fa che all'intervallo ci saranno i sorteggi con le prime 4 del girone d'andata teste di con le prime 2 del girone d'andata teste di serie, che saranno opposte nel tabellone, ma poi andremo a spiegare bene tutto con i meccanismi, con l'ausilio appunto di Fabrizio Di Felice. Ma c'è time out e allora dopo 6 minuti e 17 secondi il gioco si ferma con 1 minuto a disposizione dei due allenatori. Primo piano adesso sulla lavagnetta e sulle indicazioni di mister Cataldo per le sue ragazze, per le sue calciatrici. Quindi quando gioca, soprattutto quando si restituisce, gioca più vicino, ma senza sguardarti facilmente. La stessa cosa tu, non gli dare troppo la banda qui, ok? Qua, falla giocare 1 contro 1 perché devi dare permesso. Poi alla prima linea passiamo, giocate forte sul lato fuori. E quando recuperiamo palla, voglio sempre una tra le linee. Quando scarica, tra le linee, scarica, andiamo qua, facciamo qualcosa, diagonale, da questa parte parallela, forza. Beh, un time out così godibile sia con le immagini che con le parole non è semplice trovarlo. Abbiamo ascoltato e visto tutto, quindi non c'è molto bisogno che vi ripeta le indicazioni che Guarino Cataldo ha dato alle sue calciatrici, sia in fase di possesso palla che soprattutto la prima parte del time out in fase difensiva. Aggressione forte sulla palla e diagonale dalla parte opposta, con chiusura del cambio gioco da parte della pivot, e con il possesso palla invece in cui bisogna mettere sempre una giocatrice fra le linee. Rimessa laterale, botta provata da Diana dopo il time out giocato dal Bitonto ben presto, e quindi mister Cataldo che voleva assolutamente dare indicazioni alle sue ragazze ben presto, nonostante il vantaggio. Ancora il pubblico di Fede Falconarese che continua a sostenere le calciatrici in maglia azzurra.
Pallone in avanti, attenzione Colucci, quindi Condò che prova a raggiungere la sfera, arriva prima di lei però Grieco, si distende il Bitonto, palla in avanti troppo lunga e irraggiungibile e quindi nulla di fatto, rimessa laterale per l'Occasa Falconara che ha avuto 1 minuto, anche 2 di reazione immediata al gol subito, ha creato un'ottima occasione e qualche altra potenziale chance per segnare. Non c'è riuscita, ora la difesa è rimasta un attimo sguarnita ma il pallone è arrivato direttamente da Denis Carturan. Lancio lungo, ancora una volta nel vuoto, un po' di imprecisione in questo frangente. Lotta Condò sulla fascia sinistra, non trova il pallone la francese, siamo già sulla corsia opposta con l'avanzata da parte di Brunigna, mette il pallone dentro, chiude Isa Pereira. L'ultimo tocco è stato di una giocatrice in maglia bianca, però arriva a calciare comunque Diana Santos, pallone lontano dal bersaglio, lontano dai pali difesi da Denis Carturan. Nulla di fatto quindi per questo attacco portato dal Bitonto. Trascorsi 7 minuti e mezzo del primo tempo di questo posticipo della Serie A Tesis. Ricordo ancora 19ª giornata, quart'ultima della massima categoria in rosa. Balardin prova a chiamare incontro a sé Colucci che arriva, appoggia all'indietro per Isa Pereira, non ci sono spazi, il Bitonto sale in pressione, allora si affida al lancio lungo l'Occasa Falconara ma marca bene quella mattonella, quella zona. Greta Ghilardi lascia scorrere, può intervenire di nuovo Torma che rimette subito il pallone in campo. Diana, palla imbucata verso Lusileia, buono il controllo, si apre il Bitonto, cerca spazio adesso sulla destra, non ci sono Pertugi, chiude Colucci, uno sguardo, Lusileia può pensare all'1 contro 1 con Balardina, affonda, sì Lusileia, la numero 10, calcia e trova la grande risposta di Denis Carturan, occasione creata da sola, tutta da sola da Lusileia sulla fascia. Riapprezziamo il suo dribbling e tiro e riapprezziamo in particolare la gran parata di Carturan che con la mano destra l'ha mandata in calcio d'angolo vicina al raddoppio la squadra pugliese. Ancora il corner battuto forte in mezzo all'area di rigore, ribattuto in questo caso dall'Occasa Falconara. Così è arrivato l'1-0 del Bitonto, deve marcare bene con la zona la formazione di Giulia Domenichetti. Prima pagato Dazio con il gol dell'1-0 di Cenedese, tutta sola davanti alla linea di porta. Ora ha chiuso molto bene ogni varco, ogni linea di passaggio. Prova il tunnel Giorgia Ballardin, si allunga la sfera e quindi di nuovo Bitonto che palleggia fra le linee. Ci va Lusileia come ha chiesto nel time out Cataldo Guarino. Lancio lungo di Torma, però non ci sono destinatarie pronte a raccogliere, erano andate tutte incontro alla palla. Ora tocca all'Occasa con Isa Pereira che cerca di servire Ballardin, c'era lei in posizione di pivot per qualche secondo, poi suggerisce alla sua compagna Carola Colucci di riprendere il posto là davanti come riferimento offensivo dell'Occasa. Ennesimo pallone strappato da Isa Pereira, pallone però concesso, regalato nuovamente al Bitonto. Cenedese appoggia il pallone per la neoentrata Susi Nicoletti, mentre Colucci prova il dribbling su Grieco, non riesce. La giocata di pura tecnica alla numero 3 delle Citizens, pallone fuori, inquadrata Carola Colucci. Anche per lei sicuramente un minutaggio molto importante. Casa Falconara che oltre a Erika Ferrara, l'abbiamo detto nelle prime battute di racconto di questa partita, ha in panchina Taina Santos, ma rientra da un lungo stop e quindi è molto probabile che non possa dare il suo contributo. Lo scopriremo lungo il cammino, lungo la partita, mentre il Bitonto gioca palla sulla sinistra, prova l'imbucata verso Nicoletti. Grieco, palla intercettata, allora tocca di nuovo a Cenedese, arriva la solita Isa Pereira a marcare lo spazio, a chiudere il territorio prima dell'area di rigore dell'Occasa Falconara, lascia scorrere, sfera che termina fuori, nulla di fatto anche per questa soluzione offensiva provata dal Bitonto, e quindi possesso casa che respira ovviamente comprensibilmente col pallone,
con pochi cambi di spessore, e non ce ne vogliono ovviamente le giovani talentuose dell'Occasa Falconara, visto che si sono qualificate per la Final Four di Coppa Italia di Under 19, quindi sono brave, bravissime, ma ovviamente per giocare in Serie A serve un po' di esperienza, serve un po' di malizia, serve ancora un po' di allenamento per dare un importante contributo, seppure ci sono nell'Occasa Falconara davvero ragazze molto valide. Discorso che vale molto simile anche per il Bitonto, perché anche lei, attenzione però, Lucileia ruba palla davanti a Carturan, il duello l'ha vinto Carturan, mani fra i capelli per Lucileia, ha ricevuto questo gentile omaggio dell'Occasa Falconara, stop e tiro. Carturan ha negato ancora una volta il raddoppio al Bitonto, qua però Lucileia, una campionessa come lei, probabilmente poteva fare meglio, poteva angolare un po' di più. Ottima la parata di Carturan. Insiste il Bitonto, sale con la palla sotto il sinistro Torma, poi superata la metà campo, viene pressata e allora praticamente calcia via per allontanare il pericolo, e arriva anche il time out di Giulia Domenichetti quando abbiamo varcato metà primo tempo, 9 minuti e 7 secondi all'intervallo, e chiama time out anche Giulia Domenichetti con l'Occasa Falconara sotto 1-0. E le nostre telecamere ovviamente vanno a indugiare, ad ascoltare, a spiare l'allenatrice dell'Occasa Falconara. Proviamo a rubare qualche indizio. Facciamogli anche la finta di andare e torniamo subito, ok? Raga, un attimo, se c'ha lo scarico qua, vai sul tiro, è chiaro? Sul tiro, dallo scarico, oh, è chiaro? Se è qua, copri un passaggio, se è qua, cazzo, copriamo la porta, ok? Perché le due passaggi ci sono, è chiaro, caro? Se sta dietro... Si è concentrata, se non ho capito male, sull'attacco Giulia Domenichetti, su due giocate, una in banda, una centrale, insomma gli appoggi devono arrivare, se la palla va in fascia pivot deve venire dentro tra le linee a dare una soluzione in più, viceversa se la palla va dal pivot bisogna entrare. Credo fossero queste le indicazioni di Giulia Domenichetti, anche se in questo caso siamo stati un po' meno fortunati nella visuale. Gioco ripreso comunque dopo il time out, eccola qua fra le linee Isa Pereira, spacca la difesa avversaria, Condò dentro per Colucci, è una giocata che abbiamo visto più volte in questo primo tempo. Colucci sul secondo palo si coordina su un pallone non agevolissimo di Luana Condò, un po' alzato, rivediamo, e Colucci ovviamente ha provato a saltare per cercare un impatto del pallone, missione difficile, sale Carturan però difesa schiacciata del Bitonto. Carturan dentro per Colucci di prima, la palla resta lì, brava Carturan di prima, intenzione a servire Isa Pereira, ci mette però il piede Lucileia e deve accontentarsi della rimessa laterale l'Occasa Falconara, che dicevo, così come il Bitonto o il Bitonto come l'Occasa, sono due delle 4 protagoniste della Final Four di Coppa Italia Under 19, le altre due sono Lazio e Audace Verona, e come abbiamo visto nei sorteggi prima di questa partita, nel pre-partita sarà Audace Verona contro Bitonto, la semifinale numero 1, venerdì 10 aprile alle ore 17, alle ore 20 Occasa Falconara contro Lazio. Torniamo però in cronaca della partita con Isa Pereira che cercava di servire Condò, passaggio impreciso, anche un malinteso. Ora interviene la 16 del quintetto falconarese su Lucileia, manda il pallone oltre la linea del lato lungo, rimessa laterale per il Bitonto. Ghilardi scambia con Lucileia, va alla conclusione col mancino, velleitaria, palla lontanissima dalla porta di Carturan. Due parate da parte della numero 77 molto importanti, decisive direi, per evitare il 2-0 del Bitonto, mentre Colucci da sola sull'assist delizioso di Isa Pereira ha provato a deviare leggermente con la testa, ha solo sfiorato il pallone, in qualche modo Lilla Torma è riuscita a fare suo il pallone, a negare l'1-1. Grande invenzione, una genialata di Isa Pereira. Colucci ne ha approfittato a metà, è riuscita a toccare il pallone ma non a indirizzarlo su un varco della porta vicino a lei. Si resta sull'1-0, mentre vediamo il fallo commesso con un pressing prolungato
da parte di Balardin, per l'arbitro sufficiente quanto visto per fischiare fallo. 1-1 la situazione, falli sul tabellone elettronico, rimessa laterale per l'Occasa. Balardin incontro a Pereira, scambio e poi banda. Carola Colucci, Condò si coordina con coraggio, perché alla conclusione si merita gli applausi per l'intenzione. Buona anche la coordinazione e il tempo, ma l'impatto col pallone no. E quindi palla che termina nella curva dietro la porta del Bitonto. Prova a spingere di nuovo la formazione di Cataldo Guarino. Cenedese, palla alzata, Condò, Lusileia, conclusione, palla che soffia vicino all'incrocio dei pali alla destra di Carturan. Eccolo qua il mancino vicinissimo all'incrocio dei pali dell'Occasa Falconara, della porta dell'Occasa Falconara, e quindi ha sfiorato il 2-0 la squadra in maglia bianca. Ci prova ancora con questi lanci lunghi il quintetto di casa, stavolta impreciso il pallone lanciato da Balardin. Si ricomincia dalle mani della numero 23 Torma. Cenedese ha ricevuto da Diana Santos, quindi la sfera che torna centralmente con questo lancio. Condò anticipa, Condò ancora, prova dentro per Colucci, tocco sotto. C'è stato anche un contrasto, rumoreggia un po' il pubblico, anche la panchina dell'Occasa. Sto osservando Giulia Domenichetti che dialoga con uno degli arbitri, rivediamo, bella la palla, Colucci ha anticipato il portiere Torma, che poi dopo l'ha toccata forse in ritardo. C'è stata deviazione, accordato solo il calcio d'angolo per gli arbitri, nessuna scorrettezza da ravvisare, da segnalare. Non è d'accordo la panchina dell'Occasa Falconara, che ha protestato un po' con l'arbitro numero 3. Vicino alle panchine c'è, come abbiamo detto in sede di presentazione, Daniele Conti della sezione di Ancona. E allora si resta sull'1-0 con l'Occasa Falconara che è tornata a spaventare il Bitonto. Ci prova adesso con un'azione ragionata. Condò riceve, la pressione arriva un po' tardi da parte di Cenedese, si aiuta un po' con le mani. Quindi Condò, bene per Colucci, un'azione prolungata buona dell'Occasa Falconara che guadagna yards di fatto. Colucci si fa vedere Condò tra le linee, viene ignorata, si ricomincia da dietro, ancora Isa Pereira in versione playmaker. Condò dentro per Colucci che di prima prova il dribbling, ma chiude bene Diana Santos, rilancia a ripartenza delle sue, la numero 7 sbaglia la misura della verticalizzazione, il pallone termina sui cartelloni pubblicitari. Infatti corregge il direttore di gara il punto di battuta, è rimessa laterale e non con le mani per Carturan, effettuata da Nancy Lott. Difende abbastanza bassa la squadra del tecnico Cataldo Guarino, mister Guarino, che osserva in piedi, passeggiando abbastanza intensamente davanti alla sua panchina da qualche minuto. Evidentemente ci viene da interpretare, non è contentissimo di questa fase. Comunque il Bitonto è sempre avanti 1-0. Entra dentro col pallone Balardin, buono il controllo, prova l'assist per Lott, chiude bene Brunigna. Rimessa laterale, mentre vedete Diana che si preoccupa di aiutare le sue compagne nel posizionamento difensivo. Pressing su Lott, anzi su Balardin, pallone toccato da Cenedese, è lei che la sta decidendo. Eccola qua, primo piano per la numero 8 Carolina Cenedese, che ha segnato il gol dell'1-0 dopo 2 minuti e 28 secondi. Cambi da parte di mister Guarino, torna dentro Grieco, si fa vedere larga sulla sinistra, invece il pallone va a destra da Cenedese, palleggia in orizzontale o giù di lì il Bitonto. Cenedese lancia in avanti, attenzione, occasione per Brunigna, è uscita in ritardo qua, è uscita ma ci ha provato lo stesso Carturan, ha messo il piede ma il pallone è scivolato via di fianco al suo corpo. Ha rischiato grosso con questa uscita un po' ritardata la numero 77 dell'Occasa Falconara. Bitonto quindi che ha avuto un'importante chance, non l'ha sfruttata però. A 5 minuti e 14 dall'intervallo continuiamo a viaggiare sul punteggio di 1-0 per il Bitonto. Isa Pereira tocca il pallone, poi le arriva da
Lot, palla riguadagnata dal Bitonto, Cenedese prova a fare da sola, buono il dribbling, si è trascinata la sfera fuori, si arrabbia con il direttore di gara Cenedese, sorride comunque il signor Marco Moro della sezione di Latina, eccolo qua inquadrato, era molto ben posizionato, a 2 passi ha accordato la rimessa laterale per l'Occasa Falconara, che continua ad affidarsi alle giocate in particolare di Isa Pereira e Giorgia Ballardin. Controllo difettoso, riesce comunque a riappropriarsi del pallone la numero 7 Lot, male qua per Carola Colucci che non gliele manda a dire, gesto di stizza per questo passaggio fuori misura. Possesso Bitonto, ultimi 5 minuti scarsi, anzi 4 e mezzo o poco più da giocare in questo primo tempo, non ha alcuna fretta il Bitonto, non forza la giocata, poi Cenedese affrontata da Isa Pereira, sa che bisogna accendere le antenne, scappa via, gran palla di ritorno, Cenedese, la sfera sulla sinistra, conclusione ancora una volta in uscita Carturan, puntuale stavolta, puntualissima come nelle occasioni precedenti, una piccola sbavatura qualche istante fa, qua rimediata ancora Ballardini, conclusione, para Torma, ancora fiammate del match dopo qualche minuto non a ritmo altissimo, le due squadre quando calcia una poi molto spesso, l'abbiamo visto in questo primo tempo, dalla parte opposta calcia l'altra se il pallone non esce dal rettangolo di gioco, è accaduto almeno 4-5 volte, l'abbiamo ammirato di nuovo qualche istante fa, nessun gol però neanche in questa circostanza. Rimessa laterale ancora per l'Occasa Falconara che deve spingere se vuole provare ad andare all'intervallo sul punteggio di parità. Ballardini invita le sue compagne ad allargarsi, vuole creare spazio evidentemente. Isa Pereira viene pian piano affrontata da Grieco, deve lanciare lungo, pallone arriva da Grieco, abbandonata colpevolmente da Cenedese, può controllare Colucci, punta l'area ma la stessa numero 8 poi rimedia andando a interdire l'attacco della numero 3 dell'Occasa. Rimessa laterale in fase offensiva per la squadra di mister Domenichetti, pallone fuori, sale ancora Denise Carturan, controllo, stop, palla allargata, ancora una volta malinteso in questi palloni. Sicuramente l'Occasa Falconara deve fare meglio se vuole fare male al Bitonto. Giro palla ancora con Diana, da uno sguardo in avanti, lancia il pallone, esce però Carturan, lo arpiona, poi la sfera ancora, lancio lungo dalla parte opposta, stava rientrando rapidamente Ghilardi, il pallone è arrivato a destinazione da Ballardin, controllo però non perfetto e così è andata via l'opportunità. Grieco si impegna, un ping pong da una parte all'altra e viceversa, palla fuori e adesso torniamo nella metacampo del Bitonto con Colucci che però stavolta appoggia all'indietro da Pereira, Ballardin, controllo non agevole. La stanchezza di questo fine primo tempo inizia a farsi sentire in qualche passaggio o stop impreciso. L'Occasa Falconara con solo 2 sostituzioni, 2 giocatrici impegnate in rotazione in più rispetto ovviamente alle 4 di movimento, diciamo così, originali. Inizia a pagare un po' dazio in termini di stanchezza, di ossigeno. Di testa Ballardina, anticipa Grieco, Lot lascia la stessa numero 7 che prova a portare la sfera di nuovo in avanti con questo rasoterra verticale per Colucci. Quindi lancio lungo, alzato il pallone, chiude bene il Bitonto, riparte, fallo di Grieco in ritardo, arriva automatico il cartellino giallo, chiede scusa sportivamente Grieco, nessun dubbio su fallo e cartellino giallo in questo caso per la scorrettezza commessa su Diana Santos che stava ripartendo palla al piede. Prima ammonita del match Carola Colucci a 2 minuti e 21 secondi dall'intervallo, punizione da seguire con attenzione da parte del Bitonto. Ghilardi col suo mancino può provare anche a calciare, anche se siamo a 14-15 metri dalla porta, distanza considerevole. Colucci, primo fastidio, prima transenna, Isa Pereira va via, marca Nicoletti, calcia Ghilardi, il pallone però viene colpito male, nessun affanno, nessun pericolo dalle parti di Carturan, sfera che termina alta sulle pareti del Palabadiali. Ammiriamo il fallo commesso poco fa da Colucci, la trattenuta in ritardo da dietro, è inevitabile sia il fallo che il cartellino giallo, anche perché Diana Santos poteva anche pensare al tiro di lì a poco, a pochissimo.
Pereira palleggia, va da Lot, buono il primo controllo, deve tornare all'indietro però, visione periferica per Isa Pereira, cerca qualcosa di interessante davanti a lei, invece Lot viene raddoppiata e perde alla fine il duello, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale per il Bitonto. Diana, Ghilardi, Nicoletti raddoppiata, Condò scappa via, sguscia, palla al piede, affonda, riesce a tenere il pallone in campo, no, non c'è riuscita, se l'è trascinata, buono il guizzo, buono il tentativo da parte di Luana Condò, ma non è arrivata sulla sfera dopo che ha superato in velocità la sua diretta marcatrice. Rimessa laterale per il Bitonto, ultimi 105 secondi del primo tempo, 1-0 Bitonto, la decide fino a questo momento Cenedese. Bitonto stesso che palleggia, Nicoletti prova il dribbling, chiude Pereira, contropiede, Pereira apre per Lot di sinistro, non ci pensa, calcia ma colpisce male, il pallone termina fuori. Tanti palloni rubati da Isa Pereira, ultimo baluardo della difesa quando è senza palla del Casa Falconara. Tanti palloni intercettati, tanti palloni strappati e tante ripartenze generate da queste sue ottime chiusure. Qua spinge con malizia, troppa per l'arbitro e fallo, eravamo evidentemente al limite, ci poteva stare benissimo il fallo. La piccola spinta su Nicoletti che cade a terra, ovviamente Susi Nicoletti con mestiere sente il tocco e spara alla porta. Conquista questo calcio di punizione, rumoreggia un po' il pubblico del Palavadiale, attenzione a questo piazzato, a questa palla inattiva. Sul pallone Diana Santos, la sua rincorsa, in barriera c'è Colucci, calcia Diana Santos, stavolta il pallone va dritto in porta, ci sono le mani protese di Carturani inquadrata a spedire un pacco destinazione calcio d'angolo, ovvero corner per il Bitonto. Ghilardi tiene il pallone con la mano, poi tocca col sinistro, fuori per lo scambio tentato con Diana. Chiusura tempestiva dello Casa Falconara. Rimessa laterale, resta nel quadrato avversario la squadra pugliese. Ghilardi va incontro Diana Santos, tocco e stop. Ricomincia però direttamente dal portiere Torma, pallone per Grieco, buon lavoro, rischia sulla pressione di Ballardin, l'arbitro qua è indeciso e alla fine alza il braccio sinistro. Rimessa laterale per il Bitonto, mentre Giulia Domenichetti davanti alla panchina dello Casa Falconara protesta ancora un po', qualche decisione che non le è piaciuta di troppo in questo primo tempo, però stavolta l'arbitro Marco Moro dice calma al tecnico dello Casa Falconara. Pallone arpionato da Condò, Isa Pereira la trova poi con questo lancio, controllo di testa difficile, difficilissimo, la palla torna sui piedi del Bitonto, ultimi 45 secondi, prova Ghilardi a incunearsi fra due avversari, palla persa, Ballardin, Condò, Ballardin, forse l'ultimo attacco dello Casa Falconara in questo primo tempo, buona la giocata, Ballardin, spaccata la difesa, calcia! Alto sopra la traversa il tiro di Ballardin, volevano il corner, sponda Falconara dalla parte opposta, chance per Ghilardi, para Carturan, si infiamma adesso la partita ma manda fuori il pallone Colucci perché la sua compagna Isa Pereira è caduta a terra. Si arrabbia tantissimo Giulia Domenichetti che parla in tribuna con Erika Ferrara, non so cosa si sono dette ma è imbestialita Giulia Domenichetti, non so se per la giocata di una sua calciatrice oppure no. Vediamo il replay di questa chance per Ghilardi, arriva Isa Pereira, le dà fastidio in maniera decisiva, provvidenziale perché impedisce un tiro pulito a Ghilardi, ma apprezziamo anche qualche istante fa il destro di Ballardin, forse il tocco di Torma, probabilmente c'era stata una leggera deviazione, abbiamo intravisto dal replay puntualmente offerto dalla nostra regia. Palla fuori, ultimi 16 secondi del primo tempo, ci prova ancora lo Casa Falconara, Isa Pereira, Condò, Isa Pereira, vediamo se c'è tempo per un'ultima soluzione offensiva, se la sono persa Condò, riesce a toccare la sfera però non può controllare, non può incollare sul destro questo pallone, troppo lungo, 3 secondi e 9 decimi, allora si affida al lancio lungo, Torma di testa, Lucileia riesce a toccare il pallone ma commette fallo, una scorrettezza su Isa Pereira, calcio di punizione, manca un decimo, che in questo sport a volte non è un dettaglio, in questo caso sì, perché non c'è tempo per arrivare verso la porta di Torma.
Arriva il suono della sirena, si chiude il primo tempo con il Bitonto avanti 1-0, la sbloccata presto Cenedese dopo 2 minuti e 28 secondi per la precisione sponda Bitonto ovviamente, e su questo punteggio andiamo in pausa lunga. Allora adesso noi andiamo appunto a fermarci un attimo, mandiamo il nostro super spot, poi torniamo con l'intervista al main sponsor, al patrono dell'Ocasa Falconara, Andy Celai, che ci farà da prodromo per i sorteggi della Coppa Italia, della finalette di Coppa Italia di Serie A femminile, e quindi dovete restare con noi, a fra poco. Eccoci nuovamente collegati dal Palabadiali di Falconara per l'intervallo della sfida fra Ocasa Falconara e Bitonto, il posticipo della Serie A Tesis, che ci permette di effettuare i sorteggi della Final 8 di Coppa Italia di Serie A femminile. Sono in compagnia del consigliere della divisione calcio 5 Umberto Ferrini, grazie e siamo pronti per un altro grande evento, Umberto. Grandissimo evento, perché come dico sempre io, la Coppa Italia è il fulcro del nostro movimento, sia a livello maschile che femminile. È un momento anche di condivisione, diciamo, veramente anche per parlarci, anche per migliorare, no, il nostro sport, il nostro movimento.
Ci tengo, come è stato prima, a portare i saluti e i ringraziamenti da parte di tutto il Consiglio direttivo, che è un Consiglio direttivo sempre molto a fianco all'attività femminile, partendo dal Presidente che tutte le varie componenti. Quest'anno si farà nel Lazio, sarà un avvenimento secondo me, perché è una regione che porta anche a far sì che i tifosi possano a raggiungere più facilmente la capitale, no? La capitale, tutta la manifestazione rispetto alle altre si svolgerà in quel di Genzano e il 12 sarà la serata finale con le 4 finali e che dire, in bocca al lupo a tutti, grazie a tutti, grazie a te, grazie a Sky. E grazie a Umberto Ferrini, Grazie. delegato ovviamente per il movimento femminile della divisione Calcio a 5 al segretario, accogliamo segretario Fabrizio Di Felice. Prego. Accogliamo qua il segretario della divisione Calcio a 5 Fabrizio Di Felice, che ovviamente ci aiuterà nel presentare i sorteggi, perché ci sono dei meccanismi da spiegare. Ricordiamo appuntamento con i quarti di finale della Coppa Italia di Serie A femminile giovedì 9 aprile, come ha detto Ferrini, appuntamento sempre al Pala Cesaroni di Genzano, e quindi 4 quarti di finale giovedì 9 aprile, le 2 semifinali per quanto riguarda la Serie A, appuntamento il giorno sabato 11 aprile, e poi la finalissima, come tutte le altre finali delle altre categorie femminili, domenica 12 aprile. Come funziona il sorteggio e quindi questo accoppiamento che andremo a fare per tutte le partite, Fabrizio? Grazie Matteo. Allora, classifica del girone d'andata, le prime 2 squadre classificate al termine del girone d'andata saranno già posizionate nella quarto di finale 1 e quarto di finale 2, con la Woman Roma, che giocherà il quarto di finale ultimo, quindi quello serale, mentre la squadra che in questo momento è prima in classifica, cioè la CMB, giocherà il primo quarto di finale. Quindi queste due squadre sono già state sorteggiate, diciamo, perché la Roma, in quanto società della regione, gioca come di consueto l'ultima gara dei quarti di finale, e quindi adesso andremo a selezionare le squadre che si sono classificate al terzo e al quarto posto, ovvero il Bitonto e l'Osaka Falconara, e poi sì, per riempire quindi il quarto di finale 1 e il 2 e il quarto di finale 3, e poi andremo a scoprire le avversarie delle 4 squadre. Abbiamo poco tempo, perché ovviamente sono all'intervallo, quindi faremo tutto rapidissimo. Rapidissimo. Andiamo a iniziare con le squadre terza e quarta classificata. La prima estratta andrà nel quarto di finale 2 e quindi nella parte del CMB, e la seconda estratta andrà nella parte della Woman Roma. Quindi squadra il Bitonto andrà nel quarto di finale numero 2. E quindi a questo punto l'Osaka Falconara, Osaka. Ti correggo perché ci caschiamo tutti. Grazie. L'Okasa Falconara andrà nel quarto di finale numero 3. Adesso andiamo a scoprire le avversarie. Quindi CMB, Bitonto, Okasa Falconara e Roma in ordine le prime squadre nominate dei 4 quarti di finale. Esattamente. Rapidissimi andiamo. Andiamo a scoprire l'avversario della CMB. Primo quarto di finale che si completa con il kick-off. CMB contro kick-off. Questo è il quarto di finale, mentre tu procedi, che si giocherà giovedì 9 aprile alle ore 11. Vai. Avversario del Bitonto nel secondo quarto di finale il Tiki Taka Francavilla. Tiki Taka, ore 16, Bitonto, Tiki Taka Francavilla. Ora Okasa Falconara contro Okasa Falconara contro il Soccer Altamura. E ovviamente, se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, come credo, l'avversario della Woman Roma è il Cus Cagliari. Mediterranea Cagliari, chiedo scusa, Mediterranea. Ricapitolo rapidamente, perché dall'auricolare mi dicono che dobbiamo ovviamente correre. Quarti di finale Coppa Italia di Serie A femminile Tesis, Pala Cesaroni Genzano, ore 11 CMB Kickoff, ore 16 Bitonto contro
Bitonto contro Tiki-Taka Falconara. Alle 18:30 Ocasa Falconara, Soccer Altamura, e ore 21 Roma contro Cagliari. Le semifinali saranno sempre al Pala Cesaroni sabato 11 aprile alle 18 e alle 21 la finalissima. L'appuntamento è domenica 12 aprile alle 20:45. Abbiamo tolto l'ossigeno pur di essere rapidissimi. Grazie Matteo, grazie a tutti, ci vediamo a Genzano. Grazie, ci ritroviamo fra poco per il secondo tempo di Ocasa Falconara Bitonto. Ben ritrovati dal Pala Badiali di Falconara, siamo agli sgoccioli dell'intervallo del match fra Ocasa Falconara e Bitonto. Prima di tornare a raccontarvi e mostrarvi le immagini del match per il secondo tempo abbiamo realizzato un'intervista al patron dell'Ocasa Falconara, Andy Celai, che vi proponiamo.
Siamo con Andy Celai nel prepartita di Ocasa Falconara Bitonto. Ancora una volta i riflettori del grande calcio a 5 nazionale femminile sul Pala Badiali, sull'Ocasa Falconara. Andy Celai, titolare e patrona dell'Ocasa Falconara, che bello è? Bellissimo, è un clima fantastico, tutto quello che Falconara ha fatto l'anno scorso stiamo raccogliendo i frutti quest'anno e il palazzetto si sta riempendo, siamo in clima di festa e quindi aspettiamo questa partita con ansia per poter dare il nostro meglio. Ancora una volta l'Ocasa Falconara al fianco di questa gloriosa, importante società che tra l'altro sarà protagonista sia in Coppa Italia di Serie A che in quella Under 19 fra un mese, e proprio questa sera si stanno tenendo i sorteggi, prima l'Under 19, fra un po' quelli della Serie A. Si punta sempre in alto. Si punta assolutamente in alto, quello che ha fatto, la rimonta che ha fatto la Falconara l'anno scorso ci ha dato grandi soddisfazioni, stiamo cercando di dare il massimo anche quest'anno, fa parte del nostro idole, fa parte di Falconara, fa parte del nostro popolo, quindi siamo carichi e dobbiamo dare il massimo. Prima ancora un ultimo flash, fra poco il calcio d'inizio di Ocasa Falconara Bitonto, 3 punti importanti in palio, pronostico, quali sensazioni? Ma il pronostico, sono 2 squadre che si sono meritate di arrivare fino a questo punto. Il pronostico vinca il migliore e la vittoria oppure il risultato è dedicato alla festa delle donne. Tanti auguri alle donne, grazie ad Andy Celai. Palla al centro, è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Ovviamente l'intervista di Andy Celai realizzata nel prepartita si era sbilanciato su un pronostico. Sappiamo che a metà gara siamo solo 1-0 per il Bitonto e da lì si riparte. Via con la ripresa di Ocasa Falconara Bitonto. Fino a questo momento decisivo il gol di Cenedese, che è di nuovo in campo in fase di non possesso. Marca Carola Colucci, mentre imposta l'Ocasa Falconara con Isa Pereira, in campo con Ballardin, Condò, Colucci appunto, e fra i pali ovviamente Carturan. Eccola Colucci che di tacco stava per inventare una magia, l'ha colpita benissimo, si prende gli applausi del pubblico e per poco si prende uno stratosferico 1-1. Gran giocata di Colucci, se l'è persa ancora una volta la difesa del Bitonto, che su queste palle lunghe dell'Ocasa Falconara in un paio di circostanze ha dormito un po' troppo e ha rischiato tantissimo. Brivido subito in avvio di ripresa con l'occasione per l'Ocasa Falconara, che nel primo tempo ha avuto diverse buone chance per pareggiare, così come ha avuto alcune palle gol importanti il Bitonto per raddoppiare. In particolare protagonista Denise Carturan, ma anche Lilla Torma ha dovuto dimostrare di essere sempre attenta. Palla aperta, Cenedese, ancora lei che ruba palla e calcia in maniera repentina, ma tiro timido, una telefonata per Carturan, quindi comoda la parata per la numero 77 fra i pali dell'Ocasa Falconara. Beh, è iniziato davvero bene questo secondo tempo a livello di ritmo e spettacolarità. Insistono le Citizens con Ballardin che lotta, perde il pallone, ottiene comunque la rimessa laterale, quindi resta in attacco la formazione di Giulia Domenichetti, che mai come nel finale di primo tempo l'abbiamo vista arrabbiatissima un po' prima con gli arbitri per alcune decisioni che non ha condiviso e un po' anche con le sue giocatrici. Interpreto quello che ho visto, la sua gestualità e i timing in cui si è arrabbiata, ha urlato anche verso la tribuna dove c'è Erika Ferrara, giocatrice infortunata che non può prendere parte a questo match, in parte con le sue calciatrici ritenute colpevoli, dicevo, di non aver sfruttato bene delle transizioni, delle ripartenze. A proposito di contropiedi, qua Lucileia ruba palla, si accentra, voleva calciare ma è stata sgambettata, ha rischiato grosso qua Carola Colucci, è l'unica ammonita del match. Vediamo il replay, qua ha messo il piede, ha toccato appena Lucileia. Credo che gli arbitri abbiano fatto bene a non tirare fuori il secondo giallo, ma sicuramente Carola Colucci deve stare più attenta, molto attenta, perché appunto ha già subito l'ammonizione nel primo tempo, l'unica delle protagoniste di questo match, e quindi non può subirne un'altra per non abbandonare la gara. Calcio di punizione affidato al destro di Diana Santos, lunga rincorsa, prende la mira, ci prova, la palla termina fuori, non di molto. Vicino al palo c'era Ballardin pronta a respingere, si è tuffata da quella parte anche Carturan, nessuna delle due è dovuta intervenire, ma la botta è stata violentissima da parte della numero 7 delle pugliesi. Nessun tocco, palla fuori, solo uno spavento per l'Ocasa Falconara, che riceve il supporto del suo pubblico, lo sentite in sottofondo.
Lot perde il controllo del pallone, c'è Grieco che recupera la sfera. Lussileia a fare da sponda, prova a girarsi ma Isa Pereira porta via il pallone, la trattiene, lascia correre l'arbitro, applica la regola del vantaggio, rimessa laterale per l'Ocasa Falconara. Voleva il fallo cumulativo Isa Pereira, beh, difficile darle torto, l'arbitro ha fatto no con la testa. Attenzione a questa chance con Isa Pereira che trova una linea scoperta nella difesa del Bitonto, Condò non ne approfitta, doveva e poteva fare meglio qua la francese in maglia numero 5 che si era smarcata dalle sue avversarie e a 2 passi dalla porta avversaria non ha trovato invece l'impatto buono col pallone. Ancora Isa Pereira, c'è sempre lei a rilanciare l'Ocasa. Lot prova ad accentrarsi, cerca Condò, palla sporcata e poi calcia addosso all'avversaria Diana Santos su Lot, palla che schizza la tribuna di fronte alle nostre telecamere, rimessa laterale per il Bitonto, giro palla per il quintetto di mister Guarino. Grieco, Lussileia si gira, pensa al tiro, poi sterza, ricomincia di nuovo Diana Santos, guadagna metri, la formazione pugliese, poi l'imbucata viene deviata e allora è quasi calcio d'angolo, ovvero una rimessa laterale molto offensiva per il Bitonto. Recupera il pallone Cenedese, è lei che va alla battuta, movimenti al limite dell'area, il pallone va fuori, Diana Santos calcia molto bene, è altrettanto ben posizionata Carturan, poi il pallone arriva da Lussileia che prova a inventare un pallonetto, pallone che termina fuori. Rivediamo il tutto, conclusione potente, Carturan, Lussileia prova col sinistro e non c'è andata, lontanissima. Anche da questa inquadratura Carturan ha provato a opporre ma non ha potuto alzare le mani perché rischiava l'intervento degli arbitri, era veramente al limite dell'area. Di nuovo Falconara, Condò, Pereira, profondissima Ballardine, per adesso viene ignorata. Lot va in orizzontale di nuovo dal capitano, Isa Pereira finta il lancio, quindi cerca un pallone in diagonale rasoterra, ci mette il piede destro Lussileia, concede la rimessa laterale all'Ocasa. Primi 3 minuti e 40 secondi che se ne sono andati senza reti in questo secondo tempo. Lancio lungo, Ballardina ancora una volta, la trama che si ripropone, poi Colucci, tap-in e palla fuori. Colucci chiede una deviazione che viene convalidata, da rivedere anche l'intervento su Ballardina. Vediamo, lancio di Isa Pereira, anticipa, ha rischiato tantissimo Torma che poi si riposiziona fra i pali con Colucci che di destro prova la conclusione. Non un colpo fortissimo da parte di Torma su Ballardin, però sicuramente ha rischiato perché è uscita in ritardo, parla con Ghilardi adesso nei pressi del primo palo. Ancora una chance su questi lanci lunghi che stanno mettendo in grossa difficoltà il Bitonto. Non credo sia una scelta lasciare l'area di rigore scoperta, però sta avvenendo molto spesso e il Falconara sta creando più di un grattacapo con questi palloni. Ora Isa Pereira, destro in diagonale che voleva essere, leggo la sua gestualità, il suo gesto tecnico, un assist sul secondo palo. Non c'è deviazione però da quelle parti, la sfera scivola fuori, di nuovo il Bitonto che si ripropone con questo taglio da parte di Grieco, assecondato con il passaggio da parte di Diana Santos, pallone troppo profondo, irraggiungibile. E quindi possesso ancora per l'Ocasa. Sotto di un gol la squadra di Giulia Domenichetti. Ricordo per quanti si fossero collegati solo da pochi istanti che in palio ci sono 3 punti importanti per le prime posizioni di classifica fra il terzo e il quinto posto. Le distanze sono abbastanza corte. Ora però torna a raccontare la conclusione di Ballardin. Murata, Isa Pereira pensa al tiro da distanza siderale, poi comprensibilmente cambia idea, dribbling buono di Ballardin, puntata secca, il pallone si impenna, attenzione al limite dell'area, Colucci vince il duello fisico e trova anche un angolo di tiro difficilissimo, concentrata e ben posizionata Torma, neutralizza e manda in calcio d'angolo. Brava Colucci, apprezziamo qua il tiro, l'aveva mandata sotto l'incrocio e Torma è stata attenta, bene, ha mandato in corner mentre ci ha provato la collega e rivale Carturan, pallone lontano dalla porta avversaria. Attacca il Bitonto con Diana Santos, va da Grieco, il taglio stavolta lo esegue Brunigna, pallone
lontano dalla sua corsa e quindi di nuovo preda dell'Occasa Falconara con Ballardin che appoggia per Isa Pereira. Di nuovo Ballardin, Colucci prende quella profondità che tanto sta mettendo in difficoltà il Bitonto. Vedete, marcature alte, l'accettano, il lancio allora di nuovo arriva lungo, buono l'intercetto però di Ghilardi, quindi Brunigna, una spintarella di Colucci al limite per l'arbitro, oltre, ci sta, calcio di punizione per il Bitonto, fallo questo commesso da Colucci, alle spalle dell'avversario è arrivata la toccata in maniera fallosa Brunigna, quindi Colucci contropiede Falconara, ci prova Colucci per Ballardin, destro, palla fuori, pecca di precisione, pecca di mira la numero 7 dell'Occasa Falconara, ghiotta chance per la sua squadra, per lei nel tentativo di pervenire al pareggio, missione fallita e siamo già dalla parte opposta con l'altra numero 7 Diana Santos, tiro deviato, gol del Bitonto che raddoppia con un po' di fortuna, il sinistro in diagonale di Diana Santos trova il piede di Nancy Lott e la palla che spiazza Carturan incolpevole. 2-0 del Bitonto, rivediamo Diana punta a Isa Pereira, la palla andava probabilmente fuori verso il secondo palo e quindi va ascritta l'autorete a Lott. Dopo 5 minuti e 40 secondi torna a cambiare il punteggio, autogol di Lott sulla conclusione di Diana Santos. È 2-0 per il Bitonto che stava soffrendo prevalentemente gli attacchi, i tentativi dell'Occasa Falconara, ma con questa fiammata ha trovato il 2-0. Cinica al massimo la squadra di Cataldo Guarino che vola sul +2. Bitonto che vuole difendere a tutti i costi il terzo posto di cui è in possesso ormai da alcune settimane dagli assalti del tiki-taka che ha perso nel pomeriggio per mano del kick-off e della stessa Occasa Falconara che a 5 punti dal Bitonto prima di questa gara era a 5 punti e con un'eventuale vittoria del Bitonto andrebbe a -8, ovvero praticamente in distanza irraggiungibile quando mancano 3 turni al termine. Rumoreggia il pubblico su questo pallone conteso nei pressi della metà campo, trova un pertugio, Alessia Greco prende la mira, non calcia e allora concede la chance di ritornare su quel pallone a Isa Pereira che rimedia e cancella il tentativo di tiro di conclusione della numero 20 del Bitonto. Poteva essere più rapida nella conclusione, invece ha preferito domare al meglio la sfera. Alessia Greco ha perso l'attimo. Bitonto che con i 3 punti andrebbe a quota 42, mentre c'è un altro tiro pericoloso che vede il pallone impennarsi in area di rigore. Dicevo, andrebbe a 42 punti, a -7 dalla uomo a Roma quando mancano 3 partite. Anche lì matematicamente si può fare, l'aggancia al secondo posto, ma sicuramente molto molto complicato. Palla fuori, conclusione di Brunigna, colpisce male, pallone che termina lontano dal bersaglio. Si riprenderà il gioco dal possesso Occasa Falconara. Volevo anche ricordare a quanti se lo sono persi durante l'intervallo che il sorteggio delle finalette di Coppa Italia di Serie A ha visto l'accoppiamento del Bitonto col tiki-taka nel quarto di finale numero 2 dalla parte del tabellone di CMB Kickoff, mentre l'Occasa Falconara ha pescato la Socer Altamura e da quella parte ci sono anche l'altro quarto di finale, l'ultimo Roma e Cagliari. Attenzione però a Condò che accelera bene, Condò fa tutto bene ma ancora una volta la mira non è perfetta, non è ottimale e la palla termina fuori. Solo fra virgolette applausi ancora per questa conclusione dell'Occasa Falconara che sta producendo in questo secondo tempo con ottima frequenza, con più frequenza rispetto alla prima frazione, ma sta peccando di precisione. Discorso opposto, l'abbiamo detto, per il Bitonto che adesso sale con il pallone fra i piedi di Torma, scodella la sfera, cercava Nicoletti, palla arrivata direttamente in area da Carturan, poi sul lancio pallone si impegna Greta Ghilardi per tenerlo in campo, non ci riesce, rimessa laterale in attacco per l'Occasa Falconara. Se ne sono andati 7 minuti e 31 secondi nel secondo tempo, +2 per il Bitonto. Ovviamente l'Occasa Falconara non vuole mollare la presa. Ballardin scappa e calcia, chiude Lusileia, guadagna solo qualche metro, di nuovo rimessa laterale.
per le Falchette, campionesse d'Italia in carica, sconfitte nella finale di Supercoppa qui al Palabadiali proprio dal Bitonto, mentre il match di andata è finito in parità a Bitonto 2-2. Sale Carturan, l'appoggio impreciso per Isa Pereira, rimessa adesso per il Bitonto, battuta rapida, troppo rapida da parte delle neroverdi in maglia bianca. Brunigna l'ha colpita male, addirittura c'è stato il fischio del direttore di gara perché il pallone era in movimento, quindi rimessa che viene invertita. Tocca all'Ocasa a provarci con Isa Pereira che si fa incontro, calcia di sinistro, palla che arriva timida in area di rigore, la rispedisce lì Isa Pereira, poi Torma brava a fare su il pallone, a evitare anche il corner. Nicoletti, stop e sfera indirizzata verso Lussileia, la difende bene la campionessa del mondo, appoggia per Ghilardi verso Brunigna, cerca il guizzo sulla destra, non riesce a scappare via. Isa Pereira cambia fronte d'attacco, poi lancia, Colucci cerca con l'esterno del piede destro di disegnare un assist intelligente verso Ballardin. Chiude tutto il Bitonto, Lussileia, Nicoletti, verticale, in precisione. Il Bitonto pressato non riesce a disegnare trame offensive importanti. L'Ocasa Falconara sta spendendo tutte le sue energie nel tentativo adesso di accorciare le distanze. È stata una brutta botta per le ragazze di Giulia Domenichetti, il raddoppio del Bitonto nel suo momento migliore. L'Ocasa Falconara stava creando diversi grattacapi al Bitonto, che con un pizzico di fortuna ha trovato il gol del 2-0. Attenzione adesso a Lot, ancora una volta è un film visto e rivisto. A pochi passi da Torma, l'imprecisione che purtroppo per l'Ocasa Falconara regna sovrana in questa partita. Qua doveva prendere quantomeno in porta Nancy Lot, aveva fatto tutto bene insieme a Isa Pereira, aveva triangolato alla grande, aveva stanato e bucato, perforato la difesa del Bitonto. Anche in questo caso pallone fuori, ennesimo anticipo di Isa Pereira che poi subisce anche il fallo di Lussileia. Ci prova ancora Ballardin, cerca di andare in autonomia sulla destra ma viene fermata, rimessa laterale per l'Ocasa Falconara. Ancora 11 minuti da giocare in questo posticipo della 19ª giornata della Serie A Tesis, ottava di ritorno, quart'ultima della regular season. Isa Pereira, Condò, buono il lavoro, appoggio per Ballardin e Isa Pereira che non riesce a controllare il pallone. Tocca al Bitonto con Nicoletti, uno sguardo all'indietro, l'appoggio per Ghilardi che va a pescare Lussileia, ma c'è sempre Isa Pereira a mettere corpo e in particolare il piede destro davanti. Concede un'altra rimessa laterale, Cenedese che cerca una giocata sulla destra, ma Lussileia si era mostrata nel varco centrale, malinteso fra le due giocatrici del Bitonto, e quindi nuovo possesso per l'Ocasa Falconara che torna ad attaccare con Isa Pereira che col pallone fra i piedi, la vedete probabilmente dall'inquadratura, si può essere visto, ha fatto un bel respiro profondo perché sta giocando sempre senza uscire mai e ha bisogno di recuperare più ossigeno possibile ogni volta che può. La spinta di Nicoletti su Ballardini, il fallo è netto e c'è il calcio di punizione per l'Ocasa Falconara. Susi Nicoletti sembra dire, traduco perché non riesco a leggere il labiale, va bene, ho fatto fallo, che problema c'è? Calcio di punizione per l'Ocasa Falconara. Mister Guarino dà indicazioni alle sue giocatrici per sistemarsi su questa palla inattiva. Ballardin sistema il pallone, eccolo qua, pallone ufficiale della Serie A Tesis. Ballardin, la sua rincorsa, fischio dell'arbitro, prova la conclusione, trova la deviazione di Lussileia in barriera, rimessa laterale negli ultimi metri della metà campo avversaria per le Citizens. C'è Lot sul pallone, uno sguardo verso Condò, poi torna all'indietro da Isa Pereira, ancora Ballardin. Sono loro due ovviamente le promotrici principali degli attacchi dell'Ocasa.
insieme a Colucci che adesso sta respirando in panchina. Lot verso Condò, prova il dribbling con il primo controllo, fermata, deve indietreggiare sulla pressione avversaria. Locasa, Isa Pereira sterza, rischia un po' in area, se la cava bene. Lot anche lei pressata, brivido per Carturani, il pallone arriva da Diana Santos, controllo, l'appoggio, Lucileia, triangolo, chiude, Condò, non è finita, spazza la francese a liberare una situazione che si era fatta molto pericolosa per l'Ocasa Falconara all'interno dell'area di rigore. Braccia sui fianchi per Giulia Domenichetti che vorrebbe inventarsi qualcosa per dimezzare il gap, dimezzare lo svantaggio. L'anticipo di Condò, il pallone per Ballardini è troppo lungo e quindi deve difendersi adesso l'Ocasa Falconara, mentre torna sul parquet Carola Colucci. Bitonto che arriva a questo match con la fiducia del 2-2 strappato sul campo della vice leader la Roma. Un ottimo pareggio in trasferta per le pugliesi, mentre l'Ocasa Falconara nell'ultimo incontro di Serie A femminile ha vinto 4-0 contro Molfetta. Abbiamo detto dei due precedenti in stagione. Attenzione però al numero di Lot sulla fascia, gran giocata questa da parte della numero 14. Si è ritagliata spazio per andare a affondare il coltello nella difesa avversaria, poi però chiuso il suo tracciante e quindi pallone fuori dal rettangolo di gioco. Abbiamo appena visto il replay che ci ha fatto godere nuovamente della giocata di fino di Nancy Lot, che arriva dalla Serie B, giocava col Chiaravalle. Attenzione a Colucci, persa in quella zona di campo, ancora Colucci, palla che viaggia pericolosamente al limite dell'area di rigore, non trova il graffio l'Ocasa Falconara. In questa circostanza poteva fare maggiormente male la squadra di Giulia Domenichetti, la vedete piegata sulle ginocchia insieme alla sua vice Angela De Rosa. Rivediamo, pallone che si impena, resta lì, Colucci un tocco timido, Lotta era andata incontro e quindi ha perso l'attimo buono l'Ocasa Falconara. Siamo dalla parte opposta con mister Guarino che invece beve un po' d'acqua mentre osserva la battuta del corner per il Bitonto. Palla fuori, Greta Ghilardi non calcia nonostante un sinistro spesso molto valido. L'altra numero 3, Colucci, prova a scappare via, scala le marce, prova il dribbling, chiude Cenedese che poi fa carambolare il pallone addosso a un'avversaria. Protesta il pubblico, protesta l'Ocasa, ma in effetti mi era sembrato di una giocatrice falconarese. L'ultimo tocco, l'arbitro cambia idea e allora vediamo il replay, sono curioso. Cenedese, forse è stata Lucileia a mettere il piede davanti a Ballardini, quindi bravissimo l'arbitro o gli arbitri, non so se è stato un lavoro di squadra, a vedere molto bene. Ora tocca a Lot sulla destra, Isa Pereira centralmente, lancia il pallone per Colucci, stavolta però è marcata alle spalle da Diana Santos. Colucci cerca in qualche modo di sistemare questo pallone difficilissimo, missione che non le riesce e quindi torna in possesso a imbastire una soluzione d'attacco il Bitonto con Cenedese, colei che ha segnato il gol che ha stappato la partita nel primo tempo, l'1-0 dopo poco meno di 2 minuti e mezzo. Il solito anticipo di Isa Pereira, il solito appoggio buono per Nancy Lot con un po' di metri, l'assist dentro, Lot sinistro, fuori, ha anticipato con uno scatto repentino Diana Santos, è riuscita quindi lei a concludere, ma ci è arrivata col corpo messo male, non ha potuto fare di meglio che mandare il pallone alto. Siamo entrati nell'ultimo segmento di partita, per la precisione mancano 8 minuti e 15, è avanti 2-0 il Bitonto che vuole assolutamente capitalizzare, portare fino in fondo il vantaggio per conquistare 3 punti d'oro per i sarzi, quasi certamente al terzo posto della regular season. Falconara che d'altro canto non vuole mollare, vuole provare a riacchiappare come minimo il pareggio. 8 minuti sono tantissimi, ovviamente il calcio a 5 che nel finale di partita propone spesso e volentieri anche il portiere del movimento. Lì inizia sempre un'altra partita nella partita, chissà se sarà così fra un po'. Sponda immagino, ovviamente Ocasa Falconara, alludo all'Ocasa Falconara chiaramente. Bitonto che palleggia, entra dentro al campo Grieco che riappoggia all'indietro, Diana Santos va da Lucileia, gran giocata di Lucileia, si ritaglia un po' di spazio, calcia ma trova un'altra campionessa della disciplina come la portoghese Isa Pereira, capitano per l'assenza di Erika Ferrara, infortunata, che chiude
Rimessa laterale per il Bitonto. Palla che va da Cenedese. Quindi Torma sulla pressione di Ballardin. Lancio lungo, la palla che passa il piede di Isa Pereira. Ce lo mette all'ultimo Lucileia, ma era troppo tardi, non era scappata via la chance. Tocca a Colucci. Posizione di pivot. Pereira pensa al lancio, poi cambia idea, va da Colucci sulla fascia, prova ad entrare dentro e a scambiare con Ballardin. Cade a terra, fallo commesso da Cenedese. Calcio di punizione per l'Occasa Falconara. Siamo lontani dalla porta. Difesa da Torma. Fallo netto. Ci ha messo la gamba al numero 8 del Bitonto, Carolina Cenedese. Fallo inequivocabile. Classe 1989, la giocatrice esperta delle pugliesi. Qua ha scelto di spendere un fallo. 3 falli a carico del Bitonto, 2 a carico del Falconara, come vedete nella grafica. Rincorsa di Isa Pereira, botta centrale, risponde col corpo, ribatte col corpo Brunigna, insiste Falconara, Colucci, sfida Diana Santos, pallone scaraventato all'esterno sui cartelloni pubblicitari. Anche Colucci respira, movimenti nei pressi dell'area di rigore, si difende a zona il Bitonto, si va incontro Colucci, il pallone va fuori da Lot, controllo, calcia, pallone ben indirizzato ma troppo lento, controlla e lascia scorrere Lilla Torma che rimette il pallone in campo per Cenedese. Gran giocata in dribbling su Condò, scappa Cenedese, poi Condò caparbia, va a infastidire col corpo, la palla comunque arriva dentro l'area, l'anticipo, attenzione, prende la mira Greco, palla che forse ha toccato anche il palo ma è terminata fuori. Occasionissima per il Bitonto su una palla regalata dall'Occasa Falconara. Ha fatto letteralmente la barba al palo il tiro di Alessia Grieco. Pericolo scampato qua. Se prima abbiamo elogiato la concretezza smisurata del Bitonto, in questo caso dobbiamo contraddirci. Grieco poteva sicuramente come minimo centrare il bersaglio. Sfiorato il 3-0. Brivido sulla schiena dell'Occasa Falconara che resta sotto di 2. Carturan, l'appoggio per Isa Pereira, con calma porta avanti il pallone, quindi Lot, Ballardin, Colucci lunghissima, difesa del Bitonto alta, c'è spazio per un lancio ma Pereira va da Ballardin, il pallone alla fine arriva, Ballardin si accentra, Cenedese mette il piede, Lot vince il duello, ma c'è lo zampino di un'attentissima Diana Santos a mandare la sfera in fallo laterale, a chiudere tutto, a dire basta a questa azione d'attacco dell'Occasa Falconara. Isa Pereira, Ballardin, sfida Cenedese, ce ne sono troppe, allora viene di qua da Isa Pereira, palla forte sul secondo palo, arriva con un attimo di ritardo Nancy Lot, potenziale occasione per l'Occasa Falconara. Bella questa inquadratura che ci fa vedere veramente l'istante di ritardo, questione di centesimi di secondo per Nancy Lot che non è arrivata all'appuntamento col pallone, quindi col possibile 2-1. Bitonto continua a condurre con 2 reti di vantaggio, siamo entrati negli ultimi 6 minuti, quasi 5 e mezzo. Cenedese non ha alcuna fretta, apparecchia per Torma, verticalizzazione, il controllo di Nicoletti è impreciso, arriva Colucci, lottano le 2 avversarie, ultimo tocco di Colucci che chiede scusa per la protesta, sa di essere ammonita, ci ho letto un po' di paura in questo gesto, in questa dichiarazione di colpa di Colucci dopo una prima protesta. Ancora Occasa Falconara, Isa Pereira prova il lancio, c'è Ballardin che con il petto cerca di incollare il pallone a terra, non ci riesce, non c'è della rimessa laterale al Bitonto, si apre Torma, riceve da Brunigna, sale indisturbata. A numero 23 col sinistro trova Nicoletti, di prima intenzione per Brunigna, buona manovra Brunigna, buona conclusione, tuffo plastico a beneficio anche dei fotografi, ce n'è uno appostato dietro di lei, lo potete vedere adesso là all'angolino che sicuramente si sarà goduto questo scatto che noi ci invece viviamo col pallone in movimento da questo replay, mentre dopo la conclusione è arrivato il time out chiamato da Giulia Domenichetti. Vengono a pressare.
5 ricordiamo le minuti e posizioni, un Nancy, secondo qua. al termine. Sentiamo Domenichetti. Qua, voilà. Oh, se non ci vengono a prestare comunque tu sei centrale e Isa a destra, Nancy sinistra, in fondo Carola e Nuani. Ok raga? Ok, raga, è lunga, calma, non forziamo. Oh. Ok, non forziamo e non risalire, se non prendi a pensare, si stanno due davanti, non risalire da dietro, ok? Oh, cerchiamo la non risaliamo. Ok, dai Nancy, dai. Abbiamo goduto live tutto quello che Giulia Domenichetti ha detto alle sue calciatrici. È partita con adesso ci vengono a pressare, quindi una prima lettura della partita. Ma prima di continuare a riassumere, a raccontare quello che Giulia Domenichetti, tra l'altro avete sentito probabilmente molto bene, ha detto, osserviamo ovviamente la maglia di portiere di movimento per l'Occasa Falconara. La numero 3, Carola Colucci con la maglia nera, power play. Si gioca l'Olin, l'Occasa Falconara, a meno di 5 minuti dal termine. E quindi attenzione al pressing, ha detto Giulia Domenichetti, se non ci vengono a pressare ha dato indicazioni per lo sviluppo della manovra. Condò viene pressata in banda, rimessa laterale, resta in attacco l'Occasa Falconara. Ovviamente ogni pallone perso può essere un problema grossissimo per l'Occasa, visto che la porta è vuota. Ballardin, Isa Pereira, giro palla, imposta Ballardin, chiama lo schema, chiama la giocata. Nancy Lott torna da Ballardin, si continua a fare il tergicristallo da destra a sinistra. Nancy Lott rischia bene con freddezza verso Condò, Pereira, ancora Lott, si smarca Ballardin, riceve il pallone sulla destra, un po' di spazio per prendere la mira e calciare sul secondo palo. Santos stoppa, tira fuori, possibile match point, no, è troppo, a 4 minuti e 4 secondi dalla fine, anche in caso di 3-0 non è match point nel calcio a 5. Sicuramente ghiotta occasione per indirizzare ancora di più la partita, non capitalizzata da Diana Santos, che ha intercettato il pallone dell'Occasa Falconara, ha preso la mira, ha calciato fuori, non di molto. Insiste la squadra di mister Domenichetti. Ballardin, Pereira, controllo con il destro, tocco con il sinistro, non c'è varco, ancora in mezzo alla difesa Diana Santos che ci riprova, tentativo bis, stavolta il pallone termina fuori dalla parte opposta, deve tornare Colucci, è lei il portiere, anche se gioca in attacco adesso per l'Occasa Falconara. Non c'è pressione, il Bitonto accetta il duello 5 contro 4 nella sua metà campo. Ballardin, Lott, ancora Giorgia Ballardin, dentro Isa Pereira, quindi la numero 14 scappa fuori sulla pressione di Greta Ghilardi. Molto attenta la difesa del Bitonto, abbastanza alta, siamo a 15 metri dalla porta difesa da Lilla Torma. In fondo c'è Condò, irraggiungibile però dal pallone di Ballardin. Pereira, Colucci, tra le linee si piazza il capitano Isa Pereira, cerca una soluzione Falconara, l'imbucata, eccola Isa Pereira, riesce a stoppare in qualche modo, si gira per servire Colucci, colpisce male, sale in pressing l'Occasa Falconara che ovviamente ha tanta fretta nel tentativo di tornare in possesso per provare ad attaccare di nuovo col portiere di movimento. Ghilardi manda fuori il pallone, ma l'ultimo tocco è stato di Lott. Rimessa laterale per il Bitonto, secondi preziosi che scorrono sul tabellone, 2,46 alla fine, sempre più 2 per il Bitonto, un gol per tempo cenedese nella prima frazione e Diana Santos che ha generato l'autorete di Lott nella ripresa. Lancio lungo, Lusileia può controllare, arriva qualche istante dopo Ballardin, poi Lusileia con tutta l'esperienza del caso allunga la squadra avversaria per poter palleggiare. Stop, controllo, giro palla, possesso, l'Occasa è stanca, non riesce ad aggredire la sfera come servirebbe, come vorrebbe nelle sue intenzioni. Qua ruba invece il pallone, Isa Pereira prova la conclusione, deviazione, rimessa laterale, quantomeno può tornare ad offendere in 5, stremata Isa Pereira che avete visto in questo gesto che la dice lunga su quanto voglia riaprire la partita ma anche quanto sia stanca. Condò,
Palla forte, rischia l'intercetto di Lusileia che tocca solamente il pallone. Allora Okasa che si riporta nel quadrato avversario. Lot deve forzare qualche giocata perché stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti e il Bitonto è avanti 2-0. Pereira, Lot, ancora Pereira, finta il passaggio, Ballardin, Condò, Colucci, smarcata qua! La soluzione d'attacco dell'Okasa Falconara. Colucci si morde letteralmente la mano perché era riuscita a ricevere un pallone interessante, ha potuto pensare e disegnare l'assist, ma la difesa del Bitonto in extremis è riuscita a rimediare. «100 secondi alla fine». Pereira, impreciso il tocco per Ballardin e time out, stavolta lo chiama Cataldo Guarino. Vuole sistemare qualcosa nella difesa delle sue ragazze o più semplicemente vuole farle respirare dopo tanta difesa, dopo almeno 3 minuti di difesa sul portiere di movimento avversario. L'unico aspetto Ascoltiamo. ascoltate, quando la palla raggiunge questa altezza di campo dobbiamo andare forte a pressare come ha fatto Susi, non dobbiamo dare più spazio, ok? Ora però se tocca a noi lo mettiamo noi, piani, piani, poi entra Giulia a costo di Susi, veloce, Lusileia, Lega, Alessia, ogni volta che presto il gol c'è parata, ok? Andiamo su Greta oppure qua su Alessia al facciamo 3, va bene? Possesso palo obiettivo principale, non rischiamo nulla, nessuno 1 contro 1, va bene? Forza, vai. Attenzioni difensive nella prima parte del time out, quando la palla va profonda aggrediamo forte, non arriviamo in ritardo come è accaduto nell'ultima circostanza che abbiamo raccontato prima del time out. Poi per quanto riguarda il possesso palla non rischiamo nulla ovviamente, dice mister Cataldo Guarino, non vuole nessuno 1 contro 1 specificato, che potrebbe concedere una ripartenza all'Okasa Falconara. Si riparte dal possesso del Bitonto che ha messo il portiere di movimento e quindi prova a sorprendere l'Okasa Falconara con Alessia Grieco che ha la maglia verde, vuole mantenere il possesso e farla finire qui. 5 contro 4 adesso in fase di possesso per il Bitonto che prova ad annichilire, a silenziare il match, forte del doppio vantaggio. Lusileia può attaccare, Grieco destro, trova l'opposizione di Carturan. Se la gioca bene questa carta il Bitonto. Greco non aveva centrato la porta ma comunque ha trovato la deviazione di Carturan, poi Greco va fuori da Ghilardi, stop, passaggio per Diana Santos, fa passare ancora a tempo prezioso il Bitonto. Lusileia, controllo, chiuse Pereira, arriva Greco, ancora Diana Santos per Ghilardi, ultimo minuto di gioco adesso. Diana Santos mantiene il possesso, deve rischiare l'Okasa Falconara, la pressione anche in inferiorità. Diana Santos, Lusileia pressata da Lot, Lusileia vince il duello e ricomincia dietro, sta annichilendo l'Okasa Falconara il Bitonto con questa giocata, le ultime speranze sta annichilendo dell'Okasa Falconara in superiorità con una giocatrice come Lusileia che sa sempre quello che fare sotto pressione avversaria. Qua guadagna anche il fallo Lusileia che si lamenta del fatto che il fischio sia arrivato adesso e non in precedenza, ha detto è la terza volta che mi fanno così e stavolta è arrivato il fallo. Gli arbitri hanno diretto la gara davvero molto bene a mio modesto parere, hanno lasciato correre tutto quanto era dubbio, era al limite, sono intervenuti quando c'era necessità. Davvero ottima la direzione arbitrale di Marco Moro e Pierluigi Minardi, supportati davanti alle panchine da Daniele Conti e al cronometro da Mirko Enrico. 26 secondi, Bitonto potrebbe attaccare ma capisce che non è il caso di affondare il coltello perché avanti 2-0 e sono 20 secondi pardon. Siamo arrivati quasi a fine gara e il Bitonto palleggia, non ce la fa più Ballardin ad inseguire l'avversaria. Greco davanti alla porta, prova lo scavetto, Isa Pereira nega quantomeno il terzo gol del Bitonto. Applaude la panchina pugliese perché stanno facendo tutto molto bene le ragazze in maglia bianca in campo. Non ne ha più l'Okasa Falconara per pressare. Eccoci qua a suono della sirena, finisce 2-0 per il Bitonto sull'Okasa Falconara con le reti di Cenedese nel primo tempo e l'autorete di Lot nella ripresa provocata dal tiro di Diana Santos. Di fatto, come abbiamo più volte detto durante la telecronaca, il Bitonto certifica quasi matematicamente il suo
terzo posto, scappa a +7 dal Tiki Taka Francavilla e a -7 dalla Woman Roma a 3 giornate dalla fine. Manca la matematica, ma insomma siamo lì vicino. È stato un grande spettacolo, vi abbiamo anche mostrato all'intervallo i sorteggi della finalette di Coppa Italia di Serie A femminile che si giocherà ad aprile, dal 9 al 12 aprile nella regione Lazio. In particolare la Serie A femminile sarà sempre protagonista al Pala Cesaroni di Genzano. Abbiamo goduto di una partita molto spettacolare, come sempre fra le due regine degli ultimi anni del calcio a 5 femminile italiano, Casa Falconara e Bitonto, che hanno vinto sempre tutto in questi anni a livello nazionale. È finita 2-0 per il Bitonto, lo ripetiamo ancora, siamo in chiusura mentre le due formazioni si salutano, e allora con gli applausi del pubblico di casa alle proprie calciatrici e quello ospite nello spicchio, verso lo spicchio dei tifosi pugliesi alla nostra sinistra, andiamo ai saluti finali. Grazie per essere stati con noi da parte mia, Matteo Magnarelli, un arrivederci alla prossima partita di Serie A Tesi femminile in diretta su Sky. Grazie, ciao!